È un derby veneto che mette in palio punti pesanti. Da una parte chi vuole finalmente schiodarsi da quella quota a 0 punti che rappresenta un macigno nella corsa a salvezza, dall'altra parte chi vuole confermarsi come squadra più in forma del campionato. Amiche ed amici di Futsal TV, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Palazzetto Le Grazie di Verona. È la 13ª giornata della Serie A New Energy. È Olimpia Verona, Came Treviso. Controlli della coppia arbitrale. Si parte, Del Gaudio tocca il primo pallone, la gioca subito verso Sutton. Turk, squadra poi campione d'Italia. Ci ha provato Del Gaudio con la bella parata di Mazzoni col corpo, ancora Del Gaudio che si infila. Pacchi Del Gaudio dopo un poco più di 1 minuto e mezzo, è già avanti la Came Treviso 1-0. È sempre questione di esperienza, sempre questione di saper sfruttare le occasioni a proprio favore. E fermato poi da Jorge Santos con l'aiuto di Giannattasio, la fuga nuovamente di Jorge Santos, ha toccato Ditano, scodella dalla parte opposta verso Portuga, la palla nuovamente centralmente Portuga, Ditano coi piedi, meriterebbe forse il pari l'Olimpia Verona per quanto creato subito dopo aver subito la rete del svantaggio firmata da Del Gaudio. La palla lunga ancora verso Del Gaudio che subito sfugge a Jorge Santos. Viene ancora la fuga di Jorge Santos, esce Ditano, Jorge Santos, sembrava un tentativo a botta sicura, anche se dopo il gol subito. Attenzione a Sutton che ci prova con il mancino da posizione defilata. Sutton all'indietro per Sacon che si sistema il pallone e poi Del Gaudio che sul tap-in dopo la corta respinta di Mazzagna qualche metro, poi cerca di accentrare verso la giocata poi del 20 del neoentrato Giacomo Azzoni. Non corrono molti chilometri, attenzione al spazio per Willy Roccia verso Nardi ha Socchi negli occhi, Portuga cerca di disorientarlo, la palla verso Di Guida che supera Mazzoni, non Jorge Santos, allarga nuovamente per Sacon, palla sul secondo palo verso Di Guida che non riesce a coordinarsi nel migliore dei modi. Gas ha un po' di spazio, non si avvede che dall'altra parte era tutto libero. Portuga 3 contro 1, Sutton verso Di Guida, gli sbarra la strada, stato di forma fisica e mentale perfetta, ha chiamato nuovamente all'intervento Mazzoni. Finisce qui il primo tempo al Pala Le Grazie. Torniamo quindi in cronaca con il primo giro al pallone dato dall'Olimpia Verona con Willy Roccia che ha dunque dato il via al secondo tempo. Nel primo tempo Came Treviso che ha chiuso in vantaggio grazie alla rete che cerca di andare da Willy Roccia un po' di spazio, Willy Roccia fermato da Ditano che poi va con il mancino direttamente per i pali, centrale, poi Willy Roccia che sul tap-in insacca la rete dell'1-1, ha pareggiato l'Olimpia Verona. La riproposizione rallentata, parte opposta del campo, Kaikelemes rischia un po' cercando di inserirsi tra Turk e Azzoni, ha guadagnato proprio lo sloveno verso Azzoni, nuovamente il nuovo vantaggio della Came Treviso con il gol di Giacomo Azzoni, il secondo stagionale 2-1. L'errore in disimpegno, l'errore proprio di concetto di Kaikelemes e Florentino, si lamenta infatti verso di lui Luca Castagna, la porta di Fior, quella che si perde decisamente alta sulla traversa. Attenzione a Ugas davanti a Ditano, lo salta Ugas che non trova poi lo spazio per andare verso la porta, fermato da Sutton e poi Jorge Santos. Grande occasione per l'Olimpia Verona sul rilancio con le mani. Ancora Giannattasio verso Portuga un po' di spazio, va da Kaikelemes che cerca di restituirgli il pallone, anzi gliel'aveva restituito molto bene. Parte lui, parte con il destro, potentissimo di mezzo esterno, mezza punta, bravo Fior e Santos a mettere in calcio d'angolo nuovamente, al volo Sacon, il miracolo di Fior con palla già persa da Came Treviso, prova la fuga Jorge Santos che perde palla, riparte, attenzione a Di Guida che mette a sedere un difensore, poi lo strepitoso recupero, lo strepitoso intervento difensivo, provvidenziale salvataggio da parte di Giannattasio e poi Santos che recupera poi palla, ancora Kaikelemes verso il centro dell'area, è intervenuto Ditano in modo però non risolutivo. Due risultati, quindi non si è resa necessaria gara 3. Del Gaudio ha ricevuto e poi ha giocato verso Matteus Sacon, ancora strepitoso Alessandro Fior, ancora Del Gaudio che cerca la giocata, Del Gaudio, gioco di suola, 2 volte, Del Gaudio con il destro questa volta, Treviso. Il velo di Kaikelemes verso Ugas che trova l'autorete
di Mateusz Sakon a 26 secondi dal termine, è 2-2. Il velo illuminante di Kajke Lemes Florentino che fa scorrere per Jacopo Ugas, che da posizione defilata cerca con il mancino il tiro cross, anche da portiere. 10 secondi, guadagna la metacampo offensiva, ultimo tentativo di Guida verso Turk, ancora per Sutton, Sutton verso di Guida, la palla dentro, ha disinnescato Fior che prova il rinvio, non trova la porta, finisce qui 2-2.